A qualche giorno dai risultati elettorali che a San Donà vedono riconfermato il sindaco Cereser, mentre a Martellago il successo del centrodestra con Saccarola, l'augurio dell'Anci Veneto ai neoeletti. Ribadendo quello che è un po' il nostro compito, quello di essere a supporto degli amministratori, in primis i sindaci, ma di tutti gli amministratori, su proprio la quotidiana gestione di quello che è l'ente locale e soprattutto noi interveniamo con formazione, consulenza, perché oggi più che mai fare il sindaco è come dire, un lavoro impegnativo, le leggi sono tante, cambiano in continuazione, ci sono tantissime responsabilità e poi, credo si sia anche visto, è comunque la figura più vicina al cittadino, quindi i cittadini chiedono ormai di tutto, anche quello che ovviamente un sindaco non può per legge fare, però è la prima risposta, quindi siamo a disposizione. Pavanello sta già pianificando degli incontri con i sindaci neoeletti per mettere al centro i temi strategici per i territori e le comunità e sugli scontri del centrodestra a San Donà di Piave commenta. Ovviamente le divisioni, questa è una valutazione generale, non aiutano, le divisioni non aiutano, probabilmente la compagine che si è presentata a San Donà e che poi è riuscita a ottenere la riconferma ha dato un'immagine di maggior compattezza, di un progetto complessivo e della volontà di continuare un progetto. E potrebbe essere anche la ragione per la quale Martellago, in realtà, essendoci state delle divisioni e delle fuoriuscite rispetto al sindaco uscente, potrebbe aver influito anche questo nel risultato della non riconferma.